supermercati con V. La differenza in evidenza. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite ciasilo, che mi faccia sto cuore vostro, ma via che c'è il posto, ora chi non nuovo. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, rosì dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale a dit, sceglie che grado. Buon uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, non è, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, sta volta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutti quanti, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, miette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Ben ritrovati a tutti e ai tanti telespettatori che ci seguono di Teledauna da praticamente tutta la Puglia. Buonasera a tutti. Buonasera anche da parte mia. Niente, dicevo dai tanti, perché effettivamente abbiamo avuto tantissime chiamate da Alberobello, da Bari, Biceglie, San Giovanni Rotondo. Diciamo che la prima puntata è stata vista un po' da quasi tutta la Puglia. Oggi invece vi continueremo a raccontare un po' la storia di Nino Delli. Infatti ti voglio chiedere come questa tua passione si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Come? Prima ho finito le scuole medie e ho iniziato a fare il pittore. Il pittore diceva pittore in bianchino, però non ero proprio un in bianchino. Facevo delle decorazioni, carte da parato, eccetera, eccetera. Mi dicevano che eri anche molto bravo. Ma sì, ti ho fatto vedere qualcosa che ho fatto in giro. Poi invece chi ti ha spinto invece a cantare? Niente, mi comperai un amplificatore da un amico e facevamo delle serate così davanti alle porte nelle strade di via Giannini, il Carmine, da quelle parti, e si cantava fuori davanti alla porta di questa qua, all'abitazione, la gente si riuniva. Io so che qualcuno in particolare ti ha ascoltato fra i tanti maestri che comunque ti hanno preparato e ti ha invogliato a studiare la musica. Sì, questo prima è stato il pubblico che mi sentiva così per le strade. E ti ha incitato. Ha detto vai a studiare ragazzo che tu canti bene. Hai una bella voce. Hai una bella voce. E allora io mi sono messo con il maestro Nardino De Lillo, fisarmonicista, sì, che lui prendeva queste feste e di come vado da lui ho imparato un po' di musica, un po' di solfeggio, poi ho incontrato il maestro Rico Garofalo, Muraglia, il maestro Sannoner, Vittorio Sannoner,
poi c'era un altro, Mimì Petrilli e La Bozzetta. Questi sono stati tutti i maestri foggiani. Alla fine poi ho incontrato il maestro De Stefano, Ottavio De Stefano, che mi portò a Napoli a conoscere gli autori di Napoli, e da lì è venuto un po' il fatto più in auge, diciamo, più alto. Beh, comunque... Adesso vogliamo far ascoltare una prima canzone e poi continuiamo a parlare anche del maestro De Stefano? Sì, non so se parlo prima, ma se parliamo assai le canzoni non vengono non le ascoltate. facciamo ascoltare. Però, diciamo, questa canzone è di Cioffi, Certo. Pisano. Come si chiama? Una sera maggio, nel 1944, però questi autori erano molto bravi per fare pure le macchiette napoletane. Sono importanti queste canzoni che hanno scritto Agata, Sì. Maggiacurà, Ciccio Formaggio e ancora altre che adesso non ricordo. E questi autori qua, specialmente Cioffi, è stato quello che ha prodotto di più dal 44 fino a che è morto, diciamo, negli anni 70. E niente, come Bovio è stato grande dai primi del Novecento, questo qua Cioffi dal 40 in poi. Ok. Allora, ascoltiamo Una sera maggio. Questa è una registrazione che stiamo vedendo a teatro? No, è in una televisione di Bari. Ah, perfetto. Una sera maggio, Nino Delli. Subito il microfono per questa bellissima e classica interpretazione della sera maggio. Una sera maggio. Quando viene appuntamento, guardo mare, guardo il fronte, si da parlo non risponde, stai distratto con me, io ti tengo in tuo cuore, sono sempre innamorato, ma tu invece pensa nada e tu stai scordando me. Quando si dice sì, tieni la mente, non sa da fare morire, non cuore amante. Sì, una sera maggio e mo dietro coraggio e me lascia st'occhio tuo non so sincero come quando mi incontraste, come quando mi diceste voglio bene solo a te e tremando mi giuraste con una mano in coppa cuore non si scorda prima amore ma tu stai scordando me. Quando si dice sì, tieni la mente, non sa da fare non cuore amante. Come diceste sì,
una sera maggio e mo pieno coraggio e mala sa. Sì, una sera maggio e mo pieno coraggio e mala sa. Bravo Nino, bravo, bravo. Queste sono le riprese di una trasmissione ovviamente di qualche anno fa. Di qualche anno fa. Quanti anni fa più o meno erano? Ma non ne parliamo, era il 75. Nel 75. E ho visto che c'era un presentatore che mi portai da Foggia, era bravissimo, Lino Cera. Ah, sì, ecco, perfetto. Sì. Allora, io adesso volevo far ascoltare ai nostri telespettatori una canzone, Oilì Oilà, che mi dicevi che è stata scritta alla fine dell'Ottocento. Da chi? Sì, da Gambardella e Costa. Ah. Costa, Mario Costa. Salvatore Di Giacomo. Salvatore Di Giacomo e Costa. Sì. Costa era di Taranto, anche lui se ne andò a Napoli e incominciò a scrivere canzoni. Costa, sì. Che poi avevano fatto una bellissima, quella che è la più bella, Era da maggio. Che ascolteremo, vedremo un'altra volta. Sì, e allora vabbè, fece sta Oilì Oilà, che per me era una canzone che portavano nelle piazze, la cantavo e riscuotevo successo perché è allegra, ma la conoscono tutti perché è una classicissima canzone, sì. Va bene, allora vediamo Oilì Oilà. Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto cuore. Dimmelo tu che chiesto, dimmelo tu che chiesto, dimmelo tu che chiesto, se non è amore. Che sti amore, Oilì, Oilà, e in cielo la mamma tua si te può fa maritare. Che sti amore, Oilì, Oilà, e in cielo la mamma tua si te può fa maritare. Carme in cielo, tu bella maradiella è sempre buona, se no tu resta sola, sola, sola e là. La verità c'è buona compagnia. Come acqua alla fontana, come acqua alla fontana, come acqua alla fontana, che non si secca. L'amore è una catena, l'amore è una catena, l'amore è una catena, che non si spezza. Non si spezza, Oilì, Oilà, se si spezza buonasera non si può più incatenare. Non si spezza, Oilì, Oilà, se si spezza buonasera non si può più incatenare. Carme, tu senti, tu bella maradiella è sempre buona, se no tu resta sola, sola, sola e là. La verità c'è buona compagnia. Sto cuore
coraggio perduto, sto coraggio perduto, sto coraggio perduto, miezza una via. Tu certo l'hai trovata, tu certo l'hai trovata, tu certo l'hai trovata, bellezza mia. L'hai trovato lì, là, l'hai trovata e l'ha nascosta, ma venivo mo' pigliare. L'hai trovato lì, là, l'hai trovata e l'ha nascosta, ma venivo mo' pigliare. Carme d'ancilla, un bella maradilla è sempre buona, se no tu resta sola, sola, sola e larva, a verità ci vuole una compagnia. Flicca, flicca e l'arula, flicca, flicca e l'arula, flicca, flicca e l'arula, flicca, flicca e l'arula. Una bellissima canzone, ovviamente Che te ne pare? molto Bella? allegra, molto allegra. Sì, qui in questo LP feci 12 canzoni allegre. Ah, ecco. Sì, perché avevo pensato alla vendita, eccetera, eccetera. Perché la canzone napoletana, nelle montagne lontane, non andava molto la melodia. la melodica. Allora dissi, poi vi faccio ballare un po' a tutti quanti. E così, nella sala di incisione, stavano gli orchestrali belli, perché stanno lì dentro, ma il maestro Visco che dirigeva il complesso, perché non è orchestra, è un complesso, ma tutti numero uno della Scarlatta di Napoli. Allora gli orchestrali alla quinta canzone, dice di solito le canzoni allegre ne sono appena 4, insomma al massimo, su 12. nell'LP, su 12. Allora dissero alla sesta canzone così al maestro: Augusto, dice, ma come qua stiamo facendo solamente tarantella stamattina? Dice, no, non mi aspetto, dice, perché il volume è tutto così, tutto allegro. E così però Nacque questo... ha avuto successo, ecco. perché abbracciava quelli un po' lontani nelle montagne e più la canzone proprio napoletana, perché questa era anche bella perché amava la canzone classica napoletana. Classica, per cui tante vendite anche con questo. Però io so che tu hai venduto tanti dischi, ma non sempre con il nome di Nino Delli, perché non sei nato con questo nome, io lo so, ma mi sa che ne hai avuto più di uno. No, non penso proprio. Ne hai avuto più di uno, per cui raccontaci un po'. È vero. Toni Delli Carri. È stato il primo. Il mio primo nome sui dischi. Vabbè, il tuo nome è Antonio Delli Carri. Partiamo da lì. Beh, tutti lo e sanno. Poi Toni. Toni Delli Carri. Sì. Allora, sono arrivato fino al 45 giri, però volevo togliere questo Toni Delli Carri, era lungo, cioè era lungo, Toni avanti, americano. Sì. Allora dissi, se mi arriva un grande successo, io mi cambio il nome, che piaceva questo nome che era Nino Delli. Ma io so anche Toni De Caro o qualcosa del genere? No, poi ne parleremo. Poi mi sono venduto, il nome per tutta la vita è stato Nino Delli. Poi per andare nelle altre case discografiche a fare contratti, ho capito. Ho cambiato 5 nomi. Ah, ecco, per cui tu nel frattempo che avevi Nino Delli sfruttavi per andare in un'altra... Che commedia. Soldi, cose, un cantante un po' commerciante. Bravo, sì. Vabbè. Allora, poi volevo sapere, la tua prima volta alla RAI, raccontaci. La prima volta alla RAI è stata con quel brano Me incarnata, che nel retro stava Carte 3, era un 45 giri. E Pippo Baudo, che fece il mio nome, lo fece un amico a Pippo Baudo, disse fammelo sentire, conoscere, e Pippo disse in una grande occasione lo chiamerò. Io la mattina non avevo nemmeno il telefono a casa, mi mandarono un commesso con quell'amico, mandò il commesso a casa e disse che mi dovevo presentare. Mi dovevo presentare la mattina al Politeama di Napoli. In che anno? 66.
anzi fine 65, perché al 4 di gennaio è andata ecco, in onda la in trasmissione. onda. Era il secondo canale, fui fortunato perché i film si facevano al primo canale e quando la gente finiva di vedere il film cambiava Sul secondo. sul secondo, dopo 3 minuti usciva Rino Delli e fu un colpo tremendo perché mi vide tutta l'Italia. Mi spiego. Come si chiamava questa trasmissione? Canzoni d'inverno, canzoni d'inverno. Ed erano tutte canzoni napoletane? Sì, tutte napoletane, solo Nunzio Gallo fece la sigla in italiano, però Nunzio Gallo. E gli altri c'era Nico Fidenco. Allora tutte in italiano forse? Tutto in italiano. Tutto in italiano? L'unico napoletano era lui. Ah, ecco, tutto in E per italiano. questo è stato il colpo. Betty Curtis, Nico Fidenco, Gino Paoli, Toni e ancora 4-5 grandi cantanti dell'epoca. Per cui vogliamo ascoltare, vedere questo video? Sì, questo è quello originale? Questo è l'originale, Sì. però io lo Originale feci filmare non della RAI, ma probabilmente... della RAI, proprio quello No, dico originale. ripreso, mi pare No, che è stato ripreso la ripreso. RAI no. È stato... La RAI l'ha ripreso, però il mio fotografo a Foggia con la telecamera di fronte al televisore Non sono, ha quello che ricavato volevo dire non sono le immagini di qualità. non sono le immagini dirette della RAI, perché la RAI pare le abbia perse, perché le abbiamo richieste, ma quelle originali non della riesci RAI ancora purtroppo a trovarli. Per cui queste sono immagini riprese dal fotografo al televisore. Però sono le originali del sì, sì, Politeama, il pubblico, eccetera. Sì. Poi la farò sentire quando la cantavo dal vivo, quando la canto dal vivo la farò sentire, pochi anni fa. Va bene. Allora, vediamo le immagini della RAI Mencatenato. Ed ecco a voi un giovane cantante che si presenta per la prima volta al contatto con le telecamere. Si chiama Ninni Delli e interpreterà per voi Mencatenato di Gandel Benigno. Mencatenato cuore e mamma buona assai. Catenata sto bene, sta passione d'amore, tengo fuoco in te vene, per te solo amare, io guardo e te sogno, dolce dolce abbracciate, tu mi pare una fata, ma si amare per me. Maria, Maria, tu puoi che mi viene un sonno solamente, non può capire sto cuore come quanto ne soffre tanto, già si dormente, continuamente pensando a te. Mi fai soffrire, vieni cercando a te perdutamente, io sto perdendo bene tutto quanto, e miezza gente m'asciutto chianto e amaramente mora per te.
mia sa gente m'asciutto pianto e amaramente mora per te m'è incatenato cuore e mamma buona assai. Quanta eleganza, complimenti sia nel cantare, nella voce e anche nel, Sì, nel vestire. ma la prossima che ti farò vedere nella cresima che feci, altro che eleganza, là c'è una grinta, perché poi è nata così, però dopo 10 anni questa registrazione che vedremo, io la canzone l'ho trasformata con una grinta L'hai cantata diversa. in maniera diversa, In maniera diversa perché che poi la si sentivo crea, molto. a parte che la Rai comunque ti dà già quella, e comunque cantare davanti a un pubblico così importante ovviamente ti dava una sensazione Precisiamo diversa. una cosa, come la Rai fa le registrazioni 10 giorni prima, Sì. li prepara e poi, come pure Massimo Ranieri, no? Sì, sì, sì. Quella non è in diretta, dico Massimo Ranieri come le altre. Sì, sì, E allora questa qui fu fatta 15 giorni prima, Sì. nemmeno anche 10 giorni prima. sì. La sera che l'abbiamo vista poi a Foggia, a casa, l'ho vista io, casa materna, mi vennero a trovare dopo nemmeno 20 minuti il sindaco di Foggia, Salvatori, e l'onorevole Pandiscia Sì. e il giornalista Carlo Midoli. Sì. Mi erano trovati questi tre personaggi che poi brindammo e io li vidi all'improvviso a casa. Diciamo. Vennero a farti i complimenti. Sì, complimenti, e stettero 20 minuti così, fare due chiacchiere. Va bene. Bellissimo. Allora, vediamo questo Mencatenate più grintoso. Grintoso, sì. Questo è una Festival di Napoli 1966 e poi facciamo una piccola ripresa di questa Maria Maria
Andiamoci a riposare. Due interpretazioni completamente diverse, Sì. una più bella dell'altra. Gianni stava riprendendo giustamente l'immagine che abbiamo qui dietro, disco di platino mencatenato carte 3. 650.000 copie E di vai! 45 giri, 650.000 copie vendute in quanto tempo? nemmeno in un anno. Un po'. Perché poi dopo le case discografiche si sono accaparrate le matrici e sono 5 case discografiche che oggi ce l'hanno e sta in circolazione. Ah, ecco, per Sì. cui 5 Tutto versioni. nell'LP. 5 versioni diverse o sempre, No, la, stessa, sempre la stessa. la stessa versione? Però è stata poi incisa anche con 2 case discografiche in un'altra versione. Per cui nel 66 eri già riuscito a comprare il tuo primo appartamento soltanto con dillo, le dillo. vendite di questa, lo raccontavi sempre, per cui è giusto Non dirlo. lo raccontavo, è Sì, dove sì. abito ancora adesso. Invece di stare Nino Delli Carri, sta a Mencatenato dietro la porta. Va bene, allora io cosa possiamo dire invece di carte 3? Carte 3, il retro di Mencatenato. Sì, È una canzone così allegra che parla di un guappo che non era un guappo, che poi alla fine tutti lo chiamavano Carte di 3 quando uscì dopo i 4 anni dal carcerato, dice lui. sì. Però a Foggia si sono fatti chiamare 4-5 persone Carte di 3. Si sono messi questo soprannome Sì, sì, dopo questa canzone, hanno scelto come soprannome Carte 3. Facciamo vedere una ripresa da Bovino. Allora vediamo Carte 3, Nino Delli. Se è calmato sto quarantino, senza te. Quatt'anni sono stato carcerato,
dopo 4 anni ritorno a Bovino. E dopo tanto tempo sono tornato, marito cuore non poteva scrivere, lui non posso mai scordare, e se bugiava la pirata mi fa adesso li chiamano Malerba. Una bugione di femmina che pochi santo sta, sbagliavano un cortile per terra libertà. Chiagna tutto sto quartiere, Abbiamo visto una delle tante serate Sì. nelle feste di piazza, sì. a Bovino. A Bovino. Ovviamente questo era un video amatoriale, c'erano i tuoi fans che riprendevano e che ti inviavano e ti portavano ogni tanto qualche video, qualche filmato. Sì. Allora, dopo Carte 3 e Mencatenato, si è approdato anche al Festival di Napoli. Sì. E raccontaci qualcosa. Dunque, il Festival di Napoli è una canzone di Cioffi Compostela, Sì. che io vendevo molti dischi. Allora disse, io stavo con la casa discografica di Giacomo e Luciano Rondinella, la Hello Record. Allora andammo da Cioffi e Cioffi mi dette la canzone, perché gli autori di solito prendevano i soldi dai cantanti per dare la canzone, però Cioffi era un signore, dico la verità, era il signore di Napoli, e disse: Giacomo, io gliela do la canzone a Nino, proprio perché mi sta vendendo un sacco di dischi, 45 giri ancora all'epoca andavano. Sì, mi dicevi che gli Sì. arrivavano molti diritti di autori. Molti diritti d'autore. Su quale? No, tutte le sue canzoni. Su che tutte avevo quelle che tu avevi inciso. Brava gente, avevo fatto Chele del Rose, un sacco di canzoni. E gli arrivavano Martellacore, molti diritti d'autore. sono assai. Arrivavano i diritti d'autore. Io disse, io avrei preferito che un personaggio come Sergio Bruni, Maria Abate mi avessero fatto il pezzo. Sì. Però io glielo do, lo affido, perché questo ragazzo vende molti dischi. Ah, ecco. E, insomma, andai al Festival di Napoli a dirigere. Con questa, quale canzone? Questa, Napoli e tu, che io poi non volevo, tra l'altro, dissi ai Rondinella, io non la voglio sta Non ti canzone. piaceva molto? No, perché era descrittiva, non erano quei cori spazzate che vinse il Festival di Napoli, non era Schiava d'amore. Non era una questi canzone popolari. adatta a un festival? Non No, ti sembrava? la canzone era adatta al festival, perché era pulita, bella. Invece là ci voleva sempre un po' di canzoni un po' popolari per vincere e per vendere. Forse più orecchiabile, intendi? No, no. 100 appuntamenti. Insomma, vabbè, tutte queste canzoni. Non è che dovevano stare, però a malavita mia. Ho capito, corne assai, capito? Questi fatti qua. Era quel genere che andava in quel periodo. Ho capito. È sempre andato nella canzone napoletana. Va bene, va bene. Dici non moderna, va bene, nel dopoguerra. Insomma, questa canzone poi. Canzone poi c'è un aneddoto molto bello che lo voglio far conoscere ai telespettatori. Sì. La canzone, dunque, alla fine del terzo giorno si facevano le premiazioni e finiva il festival al Politeama. Le tre
ultime. Ti posso bloccare, ce lo racconti dopo aver sentito la canzone? Questo ho capito già che cosa ci vuoi raccontare. Sentiamo prima la canzone e poi vediamo, ci racconti l'aneddoto. Vabbè. Il maestro Bonafede dirigerà ora l'orchestra nella canzone dal titolo Napoli e tu. In questa canzone c'è un uomo che ha scoperto che la sua bella è bella come la sua città, cioè Napoli, e quindi è molto felice perché ha due cose meravigliose, la sua ragazza e Napoli. Questa canzone è stata scritta dal maestro Giuseppe Cioffi, i testi sono di Mario e Giuseppe Compostella e abbiamo un personaggio che non abbiamo ancora applaudito, difatti debutta questa sera, un cantante di Foggia, specialista in canzoni napoletane, Nino Delli. Napoli e tu. Ora sta loggia, nanzo mare o cielo, e stu paese suonne fantasia. Quando mi piglia forte nostalgia, più dolce pare, stammo oramai, e sospira una canzone che piaceva tanto a te, amore, amore mio celeste, come sto cielo tu celeste sì. Sono felice perché sento che Napoli e tu siete due cose più care, due suoni d'amore celeste per me. L'ora sono lunghe per chi è innamorato e aspetta ardentemente chi non viene, ma sono sicuro che tu mi vuoi bene, mo dice cuore, mo dice mare, e mi sono cari turne. Pena mia felicità. Sono felice perché sento che Napoli e tu siete due cose più care, due suoni d'amore celeste per me. Tanti applausi in platea. Sì, quando si facevano quelle girate
i napoletani impazzivano per quel girato e c'erano gli applausi li facevi in quel momento. Benissimo. Devo dire che dopo il festival si facevano 25 audizioni radiofoniche che la gente ascoltava per radio per far capire meglio le canzoni che si erano fatte. E questa qui era la sigla proprio delle trasmissioni radiofoniche. Ah, ecco, hanno utilizzato proprio Napoli e tu come... Napoli e tu, sia per il titolo, per la pulizia della canzone. Ah, benissimo. Ci stavi raccontando quell'aneddoto, ho visto Mike Bongiorno che conduceva il festival, e chi ha vinto poi questo festival quell'anno? L'ha vinto Mirna Doris e Tony Astarita con la canzone Cori Spazzata, bellissima, la canzone che avrei preferito pure io. Avresti voluto? Anzi, io volevo un'altra, Guappatella, terzo posto. Ci fu un terzo posto in ex aequo. Con il secondo? No, 2 terzi. Ah, 2 terzi posti. 2 terzi posti. Claudio Villa con Amore Napoli e Bonomo e Giacomo Rondinella con Guappatella. Ah, ecco. Che io poi, essendo l'allievo, diciamo... L'ultimo arrivato. No, l'ultimo arrivato. Volendo fare la coppia con Giacomo Rondinella, che io ero il suo, come si dice, il suo cantante nella casa discografica. Ah, ho capito, stavi nella stessa casa discografica. L'autore non volle perché doveva aiutare Antonio Bonomo. Vabbè, questo è un altro fatto a parte. Un discorso lungo. Secondo posto, che qui è la cosa importante della serata. Secondo posto era Bandiera Bianca, Maria Paris e Maria Paris e Sergio Bruno. Bandiera Bianca il giorno prima si era classificata 12ª. Sergio Bruno che fece? Non volle sentire nemmeno le votazioni, disse tanto 12ª, me ne vado a casa, e se ne è andato a casa che si fa dopo che hai lavorato? Si mangia, si beve, ti metti a tuo agio in pigiama e basta, e lui stava a casa. Allora, quando si seppero le votazioni, Sergio Bruni volle prendere la macchina, i fatti suoi, e si diresse verso il teatro. Sì, perché come oggi le ultime tre, le prime 3 dovevano ricantare alla fine, per cui lui doveva assolutamente rientrare per ricantare la canzone alla fine del festival. Ecco, allora su Sergio Bruno non arrivava. Fu fortunato pure perché c'erano i 2 ex aequo che si ritardava pure. Ah, ecco, che fecero cantare, per cui lui cercò di arrivare in ma tempo, non arrivò. Non riuscì. Allora venne il momento di Maria Paris e cantò, che era al secondo posto. Ma su Sergio Bruno non arrivava. E allora Mirna Doris, da prima classificata, cantò Cori Spazzata. Allora poi dopo arrivò Sergio Bruno. Dopo che ormai il primo era già uscito. Allora Sergio Bruno voleva uscire. Mirna Doris diceva di no, perché la gente deve capire che io sono la prima classificata. Voleva essere l'ultima. Allora tira e mollo. Sergio Bruno lancia una parolaccia pesante a Mirna Doris. Mirna Doris con un calcio non lo prese, avvilita, svenne a terra. Il tutto dietro le quinte. Tutto dietro le quinte, che stavo pure io. Allora, Maria Paris che fa? Per lanciare la sua canzone, piglia Sergio Bruni e lo lancia sul palcoscenico. E Sergio Bruni arriva come una trottola, come un ubriaco, con la camicia alle maniche. Allora, mo pensiamo a Mirna Doris che è svenuta, i pompieri là, cognac, io che ero un poco esperto, che sapevo qualcosa, dissi prendete uno straccetto,
lo bruciammo con un fiammifero e Benanos con il fumo del... Si riprese, ma troppo tardi perché Sergio Bruni stava cantando. Sì. Ormai Sergio Bruni cantava. E poi altro c'era ancora altre cose da raccontare. Vabbè, Va bene, allora adesso invece dopo aver raccontato tanto facciamo ascoltare qualcosa ai nostri telespettatori. Cosa facciamo ascoltare e vedere? Perché c'è o brasiliane che abbiamo messo nella scaletta. Va bene, regia. O brasiliane, poi se dobbiamo parlare di o brasiliane... Parliamo dopo, facciamo sentire prima o sì. brasiliano. O brasiliano faticavo a strascia notte e giorno per cammare che pensai New York è bello ma mi caccio massa pure se pannette scartapelle o magliare e taffare o brasiliano quando chiudo all'estero così si va a chiamare o brasiliano puro mastino Sambao do Brasile senza rompo principale un messaggio che tanta sciala come che per masteriare o brasiliano la quando chiudo all'estero così si va la baranza suona allora lui vuol tornare, è nostalgico e torna a Bovino di nuovo che è un ritmo nuovo, maestro. Chi va all'estero che si vive e gioia va a buscare lì a sa casa in una famiglia intera Napoli aspettare tutto l'anno passa fuori e non più pascina da questa vita romagnana che una taccina o brasiliano quando chiudo all'estero così o brasiliano aprindo puro mastino slava un messaggio che tanta scala con pacchetta per masteriare o brasiliano che lì ne possa dare la sua vita o con la sua invece può campare o brasiliana un messaggio che tanta scala con pacchetta per masteriare o brasiliano e dire vostra carga o solamente andare o con la sua felice può campare o brasiliano
Questa è sempre una ripresa in una Sì. delle varie piazze che hai Sì, fatto. qui a Napoli. Questa sarebbe Forcella. Paprile Forcella era il direttore del calcio del Napoli, perché lui andava nel campo con il Ciuccio. Napoli era rappresentata prima da Ciuccio. Sì, la Sinelli. Paprile Forcella organizzò questa festa a fine campionato e difatti io feci questa canzone perché nel Napoli c'era Sivori, Altafini e Canè. Allora cantai questo brasiliano In onore di questi calciatori che Sì. probabilmente potevano essere anche brasiliani. Comunque non erano brasiliani, tutti e appunto, tre. io non li conosco, No, non li conosco. Per cui l'ho immaginato. E per finire, questa qua poi ve la faremo vedere, la RAI l'ha data, mi sembra che l'ha usata come sigla in completa sì, la me lo canzone, ricordo. per un Questa l'ho personaggio di Torino che era brasiliano. Meridionalità Torino, se non ricordo male, sì. E per questo personaggio fece questa Questa colonna festa, sonora. sì, questa colonna sonora. Basta. Allora, il tempo mi sa che è terminato perché è passata così C'era da l'ora. dire, mi sono affrettato. Abbiamo talmente tanto da raccontare, da vedere, che il tempo vola. Allora, noi vi diamo appuntamento al prossimo sabato, sempre alle 21 e in replica il martedì alle 21. Speriamo di avervi divertito anche stasera e arrivederci alla prossima. Ciao, arrivederci. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vessa militare, usciabile e sciaccò, partite c'asilo, che impaccia sto cuore vostro, pappia che cedo il posto, pure a chi non lo può. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, lo si dammo pizzica, carme che mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale a dit, sceglie che grado tu. Buon uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, così dammo un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra sta volta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutti quanti, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, dune, ma se mi faccio, non si dammo un pizzico, carme che mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Supermercati con V. La differenza in evidenza.